Cari telespettatori, buonasera, ben ritornati con noi. In questa serata vedremo un aspetto molto importante insieme ai nostri ospiti che analizzeremo, ovvero una ricerca che è stata condotta da alcuni ricercatori per disposizione dell'FNP CISL, i pensionati della CISL del Veneto, che va ad analizzare l'andamento della nostra sanità, alla luce di alcuni dati, di alcuni elementi, per capire verso dove si sta andando. Ci sono elementi molto importanti perché cambiano i nostri presupposti, la nostra qualità di vita, la qualità delle vite delle persone più fragili, non solo gli anziani, ma un po' tutti quanti noi. Che cosa si può fare, cosa si è fatto, cosa si sta facendo, a che punto siamo? Insomma, in uno spaccato sociosanitario di questo tipo emergono varie riflessioni che è doveroso fare. Le faremo con i nostri ospiti, ma non ve li presento. Voi restate con noi, adesso ci immergiamo nella realtà di persone anziane, di pensionati, di cosa è bene fare o non fare. Attenzione quindi a controllare sempre la vostra posizione pensionistica e andiamo nel nostro spazio con lo Spicigelle.